Buonasera, le principali notizie. Nuovo sequestro di beni per Orazio Scuto, secondo gli investigatori vicino al clan Laudani di Catania, sigilli a società per 2 milioni di euro. A Catania grave incidente sul lavoro, un 22enne rischia di perdere la mano, rimasta incastrata nel tritacarne della macelleria dove lavorava. Chiusi gli interrogatori preventivi, c'è attesa per le decisioni del giudice per le indagini preliminari nell'inchiesta sugli appalti truccati in Sicilia. Lunedì convocato un vertice di maggioranza, il primo senza la Democrazia Cristiana. Si rinnova l'appuntamento con la colletta alimentare. A Catania anche l'arcivescovo Renna ha voluto donare alimenti che verranno destinati a chi è in difficoltà. Partita la campagna anti-influenzale, l'obiettivo è come sempre la tutela della salute pubblica con maggiore attenzione alle persone vulnerabili. Ad Aci Trezza, l'originale progetto di arredo urbano con 3 fioriere realizzate dentro la prua di una barca. Il Catania perde in casa del Casarano che vince con una rete di Caiazzo, prestazione negativa e nessun tiro in porta degli ultimi di Toscano, ma ai rossazzurri manca un rigore per un fallo su Rolfini. Buonasera, dunque nuovo sequestro preventivo di beni per Orazio Scuto, considerato dagli investigatori vicino al clan Laudani di Catania. Il valore delle società supera i 2 milioni di euro. Roberta Lunghi. Nuovo sequestro preventivo di beni per 2,1 milioni di euro a Orazio Scuto, ritenuto esponente di spicco del clan Laudani attivo nella Cese. Il provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza di Catania su disposizione della Procura Etnea riguarda 2 società e una ditta individuale per le quali è stata disposta l'amministrazione giudiziaria. Un primo provvedimento ha disposto il sequestro di prevenzione della società Vetrans SRL di Aci Sant'Antonio perché risultata direttamente riconducibile a Scuto e finanziata con proventi derivanti dalle illecite poste in essere del sodalizio criminale. Con un secondo decreto è stata applicata la misura dell'amministrazione giudiziaria all'AP Motors di Zafferana Etnea e alla ditta individuale LB Auto di Aci Sant'Antonio, operanti nel commercio di autovetture. Secondo l'accusa, il loro libero esercizio dell'attività economica avrebbe agevolato in modo non occasionale Scuto e il clan mafioso. Scuto è uno degli 8 arrestati a maggio del 2025 dell'operazione Lumia contro il clan Laudani, che ha portato anche al sequestro preventivo di 2 imprese di Aci Sant'Antonio per un valore complessivo di 1 milione di euro per la presenza, secondo la Procura di Catania, di un forte condizionamento del mercato degli agrumi di Acireale che avrebbero di fatto inibito la normale dinamica imprenditoriale. Grave incidente sul lavoro stamattina a Catania, un giovane di 22 anni al suo secondo giorno in una macelleria di via Duca degli Abruzzi, per cause ancora da accertare, è rimasto incastrato con la mano nel tritacarne. Ricoverato d'urgenza nell'ospedale Cannizzaro, sarà sottoposto ad un intervento chirurgico per tentare di salvare la mano maciullata. Sul posto dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Adesso l'inchiesta sugli scandali per la sanità, gli appalti in sanità, conclusi gli interrogatori preventivi, c'è attesa per le decisioni del giudice per le indagini preliminari appunto nell'inchiesta. Intanto lunedì è già convocato un vertice di maggioranza, il primo senza la Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro. Manlio Viola. La politica siciliana resta col fiato sospeso in questo fine settimana, attendendo le decisioni del GIP di Palermo che, completati gli interrogatori preventivi, deve pronunciarsi sulla richiesta di arresti domiciliari che la Procura ha confermato nei confronti di 17 persone, fra cui l'ex presidente della regione Totò Cuffaro, il deputato nazionale Saverio Romano, il capogruppo della DC all'ARS Carmelo Pace, oltre a manager e funzionari regionali. Mentre si attendono le valutazioni del giudice, cominciano ad emergere altre figure che sarebbero coinvolte nell'inchiesta. Ci sarebbero infatti almeno un'altra ventina di indagati per i quali non sono state chieste per il momento misure restrittive e per questo che restano senza nome. Vicende che rallentano le azioni della politica, tanto che lunedì è convocato il primo vertice di maggioranza regionale senza la Democrazia Cristiana, ma già gli autonomisti, che pure hanno disertato quello precedente poi rinviato, mandano avvisi a distanza al presidente della regione. In vista del vertice, il Movimento per l'Autonomia invita a differire eventuali nomine negli enti regionali e in particolare nel campo della sanità, che richiede, come di tutta evidenza, una specifica attenzione ai contesti, alle competenze, ai curricula, si legge in una nota del coordinamento regionale del Movimento per l'Autonomia. Il vertice resta comunque confermato e si terrà nei locali del governo e nel piano nobile del Parlamento siciliano a Palazzo dei Normanni.
Torniamo a occuparci del caso della morte di Larimar. Per la perizia degli esperti della Procura, la quindicenne di Piazza Armerina, morta a novembre dell'anno scorso, si sarebbe suicidata. Per la sorella, invece, sulla corda ci sarebbero tracce di 2 DNA maschili sconosciuti. Orazio Longo. Una perizia di esperti nominata dalla Procura per i minorenni di Caltanissetta ha concluso che il caso sia da ricondurre a suicidio. Gli atti sono stati già depositati, ma la famiglia di Larimar Annaloro, la quindicenne trovata morta il 5 novembre dell'anno scorso nel giardino di casa a Piazza Armerina nell'Ennese, non ci sta, come non c'è mai stata sin dal primo minuto, ribadendo quella che per loro è l'ipotesi privilegiata: omicidio, tanto da avere presentato una denuncia in procura a Enna contestando la ricostruzione secondo cui la giovane, dopo aver avuto un alterco con una compagna di scuola, rientrata a casa approfittando dell'assenza momentanea dei genitori, si sarebbe uccisa impiccandosi a un albero. Per la sorella di Oslari in questa ricostruzione ci sono delle incongruenze. In particolare si chiede perché sulla relazione tecnica di genetica si legge che la corda che avrebbe strangolato Larimar presenta tracce di 2 DNA compatibili con 2 contributori maschili che non sono riconducibili a nessun membro della famiglia Annaloro. Dal canto suo il procuratore per i minorenni di Caltanissetta, Rocco Cosentino, fa sapere che le indagini sono già state prorogate di 6 mesi e dovranno concludersi entro la fine dell'anno, salvo altre proroghe. Stiamo ancora svolgendo attività scientifiche, dice Cosentino, perciò non escludiamo nessuna ipotesi e rassicura che ogni aspetto verrà preso in considerazione. C'è stato uno scontro mortale tra un furgone e una bicicletta questo pomeriggio sulla strada statale 120 dell'Etna e delle Madonie. È morta una persona sul posto, i vigili del fuoco, il personale del 118 e dell'ANAS per la gestione della viabilità. E ancora purtroppo sangue sulle strade siciliane, questa volta nell'Agrigentino, un incidente mortale sulla provinciale 61 tra Ribera e Borgo Bonsignore. È morto un 39enne originario di Siculiana. Sentiamo il servizio. Un'altra tragedia sulle strade dell'Agrigentino. A poche ore dal terribile schianto costato la vita al riberese Stefano Bruccoleri, la statale 115 torna a macchiarsi di sangue. Ieri sera, poco dopo le 22, un nuovo incidente mortale ha sconvolto la zona del bivio tra Ribera e Borgo Bonsignore sulla provinciale 61. 2 auto, una Mini Cooper e una Fiat Punto. L'impatto è stato violentissimo. A perdere la vita è stato Giuseppe Coirazza, 39 anni, originario di Siculiana e residente a Montallegro. Soccorso è portato d'urgenza alla Fratelli Parlapiano di Ribera, è morto poco dopo il suo arrivo. Gravissimo l'autista dell'altra vettura, un tunisino residente a Ribera. È stato trasferito all'ospedale di Sciacca e sottoposto subito ad un intervento chirurgico. I medici stanno monitorando le sue condizioni. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza la strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Toccherà a loro ricostruire la dinamica dello scontro e capire cosa abbia provocato l'ennesima tragedia lungo la 115. Adesso a Palermo controlli e arresti allo Zen, un 64enne fermato per spaccio, ritrovate dentro una canna fumaria anche 3 divise della polizia. Marco Gullà. Appena visto la pattuglia in via Rocchi Marciano allo Zen si è innervosito e ha provato ad allontanarsi a bordo di una bicicletta elettrica. L'atteggiamento sospetto di un 64enne non è passato però inosservato e sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 23 dosi di crack nascoste nel bauletto della bici e di 170 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Sempre allo Zen, in un secondo intervento, una pattuglia dei carabinieri ha sorpreso un gruppo di giovani su un terrazzo condominiale. I ragazzi, alla vista dell'auto di servizio, si sono dati alla fuga, ma i militari saliti sull'astrico solare hanno fatto un ritrovamento all'interno di una canna fumaria dove sono stati trovati 2 sacchetti in plastica, uno contenente 22 cartucce calibro 12 e l'altro con all'interno 3 divise complete della Polizia di Stato, comprensive di giacche, pantaloni, stellette e stemmi della Polizia Stradale. Infine, in piazza Don Bosco, i militari hanno arrestato un 23enne colto in fragranza di reato mentre cedeva alcuni involucri a un acquirente in cambio di denaro. Domani la giornata mondiale sulla povertà, allarmante il report della Caritas in Sicilia che ha accolto nell'anno oltre 12.000 persone, il 71% degli utenti è di origine italiana e oltre la metà sono donne. Roberta Lunghi.
La povertà in Sicilia, oltre la statistica, è una sfida umana e sociale alla quale i vescovi dell'isola invitano tutte le comunità cristiane a rispondere con solidarietà, impegno e attenzione verso gli ultimi. In una nota la Cesi commenta così il report statistico 2025 di Caritas Italiana a margine della giornata mondiale della povertà del 16 novembre che disegna un quadro allarmante e complesso nell'isola. Nei 182 centri di ascolto delle 17 diocesi siciliane sono state accolte 12.351 persone, pari al 4,4% del dato nazionale. Il 71,9% degli utenti è di origine italiana, metà sono donne. Il disagio abitativo resta la principale emergenza che permane nonostante la presenza di tanti immobili nel territorio della Sicilia. A questo si aggiunge la forte incidenza della dispersione scolastica che chiama le comunità a mettere l'educazione al primo posto. Quasi un giovane su 4 tra i 15 e i 29 anni non studia e non lavora. Aumentano gli occupati, ma soprattutto con contratti part-time o stagionali che non garantiscono autonomia. In alcuni territori il fenomeno si intreccia con forme di sfruttamento. Infine, si legge ancora nella nota della Cesi, cresce la questione legata all'aspetto sanitario e alla salute mentale. Caritas rileva un aumento della fragilità psicologica e della richiesta di supporto, fattori che segnano il confine tra il rischio di cadere nella povertà assoluta e la possibilità di rialzarsi. Preoccupa anche la denatalità. Nel 2024 la Sicilia ha perso 22.000 residenti, tra calo delle nascite e migrazioni. Si rinnova l'appuntamento con la colletta alimentare a Catania. L'arcivescovo Renna ha voluto donare alimenti anche ai giovani detenuti dell'istituto penale. Per i minorenni di Catania, a Bicocca, hanno donato pasta e cibi in scatola. Sentiamo Tonino De Mana. Olio, legumi e carne in scatola, conserve di pomodoro, alimenti per l'infanzia, pasta, riso e tanto altro. In quasi 12.000 supermercati italiani è gara di solidarietà con la 29esima giornata nazionale della colletta alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. Testimonial d'eccezione a Catania l'arcivescovo Renna, che abbiamo intercettato di buon mattino proprio alla cassa. Ho cercato di fare anche io la mia parte, si cerca di, nei limiti del possibile, di essere accanto a tutti. La carità è quella che dà speranza, è il segno più bello del giubileo. L'esercito dei volontari in pettorina arancione in pochi minuti riempie i primi cartoni per la soddisfazione del presidente del Banco Alimentare Sicilia, Pietro Maugeri. Questo è un bellissimo gesto di solidarietà e di carità. Come ci siamo detti nelle scorse settimane, la carità educa. Aiuta chi non ne ha. Gli alimenti donati verranno distribuiti a 750 organizzazioni. Solo in Sicilia la rete Banco Alimentare assiste quotidianamente 285.000 persone. Una breve pausa, poi ci occuperemo della campagna anti-influenzale. Partita la campagna anti-influenzale, l'obiettivo è tutelare la salute pubblica con particolare attenzione ai cosiddetti soggetti vulnerabili. Tonino De Mana. In ordine cronologico, un'anziana catanese, il direttore sanitario del Canizzaro Diana Cinà e il direttore di epidemiologia dell'ASP di Catania Mario Morello sono i primi 3 ad immunizzarsi nell'ambito della campagna di prevenzione e controllo dell'influenza 2025-2026. L'iniziativa ha l'obiettivo di incrementare la copertura vaccinale con particolare attenzione alle categorie cosiddette vulnerabili. È fondamentale la vaccinazione antinfluenzale per noi e soprattutto anche per tutti quelli che ci stanno accanto, per le persone anche fragili, perché può avere conseguenze, come dicevo appunto, anche mortali. E credetemi, nel rapporto dei benefici non c'è neanche da pensarci un attimo, è un'opportunità, l'abbiamo tutti, l'Italia ce la dà, la Sicilia ce la dà, non sfruttarla è davvero un peccato. Vacciniamoci, vacciniamoci, vacciniamoci. Vaccinarsi è importante, vaccinarsi permette di non ammalarsi, di non avere delle patologie che si possono aggravare. Open Day vaccinali in 4 ambulatori dell'ASP di Catania, al Corso Italia 234 aperto fino al 19 dicembre, al PTA San Giorgio, a Paternò, Caltagirone e all'ospedale Garibaldi Centro. Ad Aci Trezza adesso 3 fioriere a forma di prua di barca, un progetto di arredo urbano che si avvale del mestiere di un antico maestro d'ascia intitolato A 3 donne. Sentiamo Adelaide Barbagallo.
3 fioriere come le barche realizzate per la pesca delle sardine, posizionate ad Aci Trezza, nello slargo con l'iconica Casa dei Pescatori, davanti l'ingresso alla Casa del Nespolo e a Villa Fortuna, tradizionalmente adornate come delle spose per incontrare il mare. Un progetto di arredo urbano nato dalla sinergia tra ente pubblico, associazioni e cittadinanza, finanziato con i fondi del comune di Aci Castello, intitolato A 3 donne siciliane contemporanee, un omaggio a Goliarda Sapienza, scrittrice e artista fuori dagli schemi di una società bigotta e maschilista. Franca Viola, la prima donna in Sicilia ad aver rifiutato il matrimonio riparatore dopo essere stata rapita e violentata. Vanessa Zappalà, uccisa 4 anni fa dall'ex fidanzato. Le opere sono state commissionate ai maestri d'ascia del cantiere navale Rodolico e alla pittrice Alice Valenti, che da anni salvaguardano le tradizioni marinare trezzote, inserite nel registro delle eredità immateriali della regione siciliana. Breve pausa, poi lo sport con il calcio, con il Catania che cade a Casarano. Eccoci al calcio, il Catania perde in casa del Casarano che vince con una rete di Caiazzo, prestazione negativa, nessun tiro in porta, ma ai rossazzurri manca un rigore per fallo su Rolfini. Marco Carli. Basta un tiro in porta al Casarano contro nessuno degli etnei per avere la meglio sul Catania. La partita fra la capolista e la squadra reduce da 4 sconfitte consecutive, 5 con la Coppa, sorride al Casarano che dopo la rete chiude ogni varco. Prestazione negativa della squadra di Toscano così come dell'arbitro, nessun alibi, ma c'era un rigore su Rolfini. L'allenatore decide di confermare per intero lo stesso 11 di partenza visto con l'Altamura. Gli etnei mantengono la supremazia nei primi minuti, ma diventa subito determinante il fattore ripartenze. Su una di queste, al nono, Pinto si invola sulla sinistra, la palla passa da Ferrara e prosegue per Caiazzo, che è bravo ad anticipare sia Donnarumma che Dini e a mettere nel sacco la rete decisiva. Da quel momento è inevitabilmente una partita complicata, anche se il Catania avrebbe tempo e modo per rimediare. Invece il Casarano a rendersi ancora pericoloso sempre con Caiazzo che anticipa Dini, ma il pallone si perde sul fondo. Gli etnei provano a reagire nel finale di tempo, esercitano una supremazia territoriale, ma non riescono a produrre altro che 2 punizioni di Ciccerelli, entrambe fuori. Nella ripresa Toscano cambia tutto il fronte d'attacco, entrano Rolfini, Forte e D'Ausilio, alla fine anche Stoppa, ma variando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. I tentativi del Catania restano sterili, ma c'è anche l'episodio che può cambiare l'incontro. Rolfini finisce a terra in area, una situazione simile a quella che aveva portato al rigore per la Casertana nel finale di gara del Pinto. Il Catania spende la card, l'arbitro va a rivedere il contrasto fra Gega e Rolfini, ma dopo lunga revisione decide di non assegnare il penalty fra le proteste degli etnei. Direzione discutibile per l'intero incontro, non solo per l'episodio descritto, così come resta negativa la prestazione del Catania. Si può perdere dopo 9 risultati utili consecutivi, ma permane la sensazione di una squadra che non ha mai saputo cambiare l'inerzia del match, con scelte in campo sovente errate e nessun tiro nello specchio. Il campionato non è compromesso per questa battuta d'arresto, ma di certo il Catania vorrà e dovrà rialzarsi subito. Adesso sentiamo l'allenatore del Catania, Mimmo Toscano, nel fine partita. In una partita sporca poi gli episodi fanno la differenza, loro sono stati bravi a portare il loro episodio dalla loro parte, noi gli episodi dalla nostra parte non siamo riusciti a portarli, questa è la partita, ci hanno costretto a fare delle scelte non esatte perché abbiamo fatto delle scelte cross magari che potevi ancora gestire meglio, tiri che magari non dovevi fare e potevi gestire meglio, tutte queste cose potevamo fare meglio in una squadra che, ripeto, per la maturità che c'ha doveva non entrare nei binari che aveva messo la partita che il Casarano. Io non voglio trovare alibi né giustificazioni, so quello che devo dire io alla squadra per cosa doveva fare di più per poter portare a casa la partita o almeno un risultato positivo in un campo difficile, una squadra che veniva da 5 sconfitte e voleva a tutti i costi portare punti in questa partita. Spero che chi deve dire cosa poteva fare di più qualcun altro lo faccia, perché sono troppe adesso le situazioni che io ripeto, ho una mia idea, me la tengo per me. Sono rammaricato che gli episodi, e non parlo perché sennò rischio qualche squalifica, ho una mia idea, me la tengo per me. Io quando dico devo andare ad analizzare cosa può fare di più la mia squadra lo faccio, spero che altri possano fare lo stesso come faccio io. Il Siracusa vince ancora e abbandona l'ultimo posto in classifica a Picerno, il primo successo stagionale in trasferta firmato da Ba e Guadagni. La salvezza per la squadra di Turati non è più un miraggio. Marco Petrolito.
Terza vittoria nelle ultime 4 partite, primavera boccata d'ossigeno per il Siracusa, che espugna il Donato Curcio di Picerno grazie a una prova di carattere, cogliendo un successo fondamentale, il primo stagionale in trasferta, che consente alla squadra di Turati di tornare a credere nella salvezza. Avvio con brivido per gli azzurri, che dopo pochi secondi rischiano grosso sull'impreciso disimpegno di Farroni. Superato lo spavento iniziale, però la squadra di Turati prende in mano il match e costruisce occasioni su occasioni. Al quinto Guadagni si vede respingere un tiro a botta sicura da Marconi, mentre subito dopo è Molina a colpire una clamorosa traversa da posizione ravvicinata. Il risultato si sblocca allo scadere del primo tempo con Ba, che trova il meritato vantaggio ribadendo in rete col sinistro un pallone vagante in aria dopo la rovesciata in mezzo di Molina. In avvio di ripresa arriva il pari di Bianchi, che sorprende la difesa azzurra inserendosi centralmente e battendo Farroni sul servizio di Abreu. Il Siracusa però gioca bene e reagisce in maniera veemente, tornando avanti al 55esimo con Guadagni, bravo ad anticipare tutti sul passaggio retro di Pareggini e a mettere dentro. Gli azzurri sfiorano il tris anche con Molina e poi ancora con Parigini, mentre dall'altra parte Cancellieri evita il pari, respingendo un pericoloso tiro cross di Esposito. Nel finale Aretusei che controllano, rischiando soltanto in pieno recupero sul colpo di testa al lato di Salvo. Per la squadra di Turati, che dopo mesi abbandona finalmente per la prima volta l'ultimo posto in classifica, si tratta di un successo che dà morale in vista dei prossimi impegni e dell'obiettivo finale, la permanenza tra i professionisti, che torna ad apparire più che mai alla portata. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buon fine settimana.